E con noi Tommaso Colamaria. Tommy, hai fermato la squadra campione d'Italia, tra l'altro rischiando anche di vincerla. Sì, perché alla fine il 10° fallo ci poteva anche portare i 3 punti, però onestamente credo che il pari questa sera sia il risultato più giusto. Sicuramente è da una parte per la caratura e per quanto hanno creato, e dall'altra inevitabilmente per come siamo riusciti a saper soffrire, controbattere colpo su colpo e non aver paura a tutte quelle occasioni dove si poteva andare, di andare senza lesinare nessun tipo di melina, insomma. E dovresti chiedere dove sono stati a Sandrigo Montebello dopo aver visto stasera. Ma queste sono cose su cui si lavora, a volte si trova velocemente la soluzione, a volte quel granellino di sabbia che non sai dov'è, com'è, perché è inutile dire che farsi grandi e dire che stiamo lavorando perché abbiamo capito, perché stiamo lavorando piano piano. Può darsi che quel granellino di sabbia nell'ingranaggio, quando siamo all'esterno, prima o poi va via senza sapere neanche come abbiamo fatto a farlo andare via. Però stasera ho chiesto alla squadra una determinazione, una cattiveria che non deve derivare da un risultato che si sta già mettendo bene, ma che deve essere a priori, prima ancora di cominciare la partita. E io ho visto questo tipo di atteggiamento questa sera. Non lo faccio mai, però uno che potrebbe così togliere quei granelli di sabbia nell'ingranaggio è Julian Taborindeghi. Non parlo mai dei singoli, ma forse questa sera una parola per la leadership che ha dimostrato in entrambe le fasi, difensiva e offensiva. Sì, lui è innegabile, è un giocatore importante per esperienza e per come interpreta le due fasi e per come gioca tutte le situazioni. È chiaro che alcune volte ci sarebbe da cambiarlo, ma in quel momento la partita è delicatissima e gli si chiede un sacrificio in più. Nel frattempo cresceranno anche gli altri a livello di personalità, a livello tattico, a livello di amalgama e sicuramente qualche minuto in più sarà necessario darglielo, perché poi è chiaro che non gli si può chiedere di avere una lucidità all'ultimo minuto per andare a tirare una punizione, un tiro diretto che comunque lui con molta responsabilità, sentendoselo, è andato ed è chiaro che questo è indice di responsabilità, di prendersi le proprie responsabilità e di voler far crescere la squadra su quella lunghezza d'onda. Ringraziamo Tommy.